Questo vuole essere un progetto di aiuto a Zaia, al nostro governatore Zaia, perché parla di sicurezza e noi parliamo di sicurezza e vogliamo metterlo in pratica. È un progetto che permetterà, se diventa legge, permetterà ai cittadini e soprattutto agli enti locali di convenzionarsi con le associazioni d'arma, in particolare carabinieri e polizia, ma anche militari e non solo, per poter avere maggiore sicurezza sul territorio e quindi maggiore controllo sul territorio per i nostri cittadini. Le competenze andranno decise di comune accordo tra le associazioni con gli enti locali che vorranno convenzionarsi con loro. Il compito repressivo non credo che sia competenza e non potrà essere competenza di queste associazioni, però la loro presenza sul territorio è già un deterrente, sarebbe già un enorme deterrente nei confronti della malavita e dei piccoli farabutti che purtroppo esistono e dei piccoli vandali e malintenzionati che purtroppo circolano in grande quantità.